Buongiorno, Focus Bollettino Culture Erbacee, aggiornamenti che oggi riguarderanno le notue e la difesa integrata dalle malattie fungine dei cereali autunno-vermini partendo dal frumento. Notue, è cominciata la sommatoria termica, il calcolo della sommatoria termica per capire quando si svilupperà, sarà presente in campo il quarto stadio di sviluppo, che sarà quello che comincerà a fare danni nelle culture suscettibili, e non solo il mais, sono diverse le culture suscettibili. Questa sommatoria termica comincia dalle date di cattura, attorno a metà aprile, le prime catture degli adulti di Agrotis Y, che è la specie più pericolosa. E queste prime sommatorie termiche ci indicano che siamo ancora indietro, quindi dovrà aumentare la temperatura, ci vorranno ancora alcuni giorni, diversi giorni, per cominciare a lanciare l'allarme con 4, 5, 6 giorni di anticipo rispetto alla presenza del quarto stadio in campo, il momento in cui si va a vedere se effettivamente il livello della popolazione in campo può superare le soglie di danno. Quindi notue, per il momento stiamo tranquilli, ma dobbiamo tenere monitorata bene la situazione. Malattie fungine del frumento, difesa integrata. È il momento di stare particolarmente attenti. Vi invitiamo a visitare il sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino culture erbacee, e leggere attentamente le mail del bollettino culture erbacee, che se non ricevete ancora potete richiedere scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Questa attenta lettura deve darvi le indicazioni su come procedere per una corretta applicazione della difesa integrata. E come potrete vedere, un bollettino è in uscita oggi 21 aprile 2023, potrete capire come in alcune zone vi è un rischio di danno, c'è un rischio significativo di danno per le varietà suscettibili alle malattie septoriosi e ruggine bruna e ruggine gialla, non per l'oidio, mentre per la gran parte delle varietà tolleranti ancora non vi è un rischio apprezzabile, il rischio è basso o medio-basso, e quindi non è necessario procedere con trattamenti fungicidi. Quindi particolare attenzione alla varietà, troverete i nomi e le indicazioni nei bollettini, e continuiamo a monitorare, continuate a seguire il bollettino per vedere l'evoluzione. Alla prossima!